Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati con questo nuovo e ultimo contributo di racconto del Giubileo dei Giovani. Come vedete siamo arrivati a Conegliano, il nostro viaggio da Roma dopo l'esperienza del Giubileo, in particolare di questi ultimi 2 giorni a Tor Vergata, è ripartito all'ora di pranzo e pochi minuti fa siamo arrivati. Allora io sono in compagnia di Elena che ha fatto parte dell'equipe per il Giubileo dei Giovani. Elena, com'è andata dal punto di vista organizzativo questo viaggio? Allora, sicuramente ci sono state qualche difficoltà organizzativa, soprattutto nelle settimane che hanno preceduto l'evento. Ovviamente si sa, è un po' complesso gestire un grande numero di persone e tante dinamiche, però veramente dopo i giorni lì alla fine è andato tutto bene, non ci sono stati gravi problemi né con i trasporti né con gli alloggi né con il cibo, quindi siamo veramente felici. È stato a tratti sì, forse un po' faticoso, però veramente una gioia e un onore poter far sì che tanti altri giovani della nostra diocesi abbiano vissuto questa bellissima esperienza. In tanti abbiamo ascoltato le parole del Papa, penso che rimarranno nel nostro cuore. C'è un passaggio che ti ha colpito? Sì, a un certo punto questa mattina durante la messa il Papa ha detto l'importante non è ciò che possediamo, ma ciò che sappiamo accogliere e condividere. E questo veramente è stato un passaggio lì in mezzo alla confusione, in mezzo a tutte le persone, che secondo me ha risvegliato un po' in noi il desiderio di fare del bene, di fare qualcosa per gli altri e adesso di tornare carichi ad accendere le nostre parrocchie e gli ambienti che abitiamo tutti i giorni. Eccoci, noi della Corriere 7 siamo quasi in arrivo, dopo un lungo viaggio accompagnato da tanti pisolini, un po' di sonno, un po' di 2 soste e di nuovo altri pisolini. E niente, un saluto dalla Corriere 7. Mi hanno raggiunto qui nella nostra postazione della Tenda TV Andrea, capo del gruppo scout di Vittorio Veneto, e Don Mauro Polesello, assistente del clan di Vittorio Veneto. Vi chiediamo come avete vissuto come gruppo questa esperienza e che cosa vi portate a casa del Giubileo dei Giovani. Beh, l'esperienza l'abbiamo vissuta veramente bene, sia noi che i ragazzi ci siamo caricati un sacco con questa esperienza, il camminare insieme, il condividere questa esperienza non solo come gruppo ma anche con altri ragazzi ha veramente smosso sia i ragazzi che noi, quindi un'esperienza positiva. Io personalmente ringrazio di aver avuto la possibilità di condividere questi giorni con questi giovani con cui appunto ho vissuto questa esperienza. Abbiamo approfondito un po' le nostre relazioni, siamo conosciuti meglio e abbiamo fatto un'esperienza di chiesa bella, di chiesa con tante diversità ma che si ritrovano attorno appunto a Papa Leone per condividere insieme un momento così bello, insomma, di fede, di preghiera. Bello. Siamo con Don Federico Amianti, vicario parrocchiale di San Vendemmiano, che ha partecipato al Giubileo dei Giovani con un gruppo molto numeroso. Don Federico, come avete vissuto come gruppo questa esperienza e che cosa ti rimarrà del Giubileo dei Giovani anche come sacerdote? Sì, eravamo 33 ragazzi e ragazze della parrocchia di San Vendemmiano che hanno voluto affrontare questo pellegrinaggio che è stato anche faticoso, spartano per alcuni aspetti. E mi ha colpito tanto la voglia di questo gruppo di esserci fisicamente per ascoltare le parole del Papa. Non basta più che certe esperienze passino attraverso il video, attraverso un video da guardare sul telefono, ma i ragazzi hanno proprio voglia di vivere il luogo in cui il cristianesimo è cresciuto, la città di Roma, e il luogo in cui poter incontrare il Papa di oggi. Ecco. Per me come giovane prete sono state molto significative le parole di Papa Leone, soprattutto quelle che riguardano la vocazione, quando lui ha invitato i giovani a fare delle scelte per amore, affrontare le rinunce che queste scelte comportano, ma perché in questo si trova la gioia grande. Per me è stato bello sentirlo dire, perché anche per me questa scelta che è stata fatta è una scelta che dona gioia e è bello che anche i giovani possano sentire questo per poter pensare o comunque per poter mettere tra le varie opzioni anche quella di servire il Signore con tutta la propria vita. Sono con Rebecca, educatrice della parrocchia di Pieve di Soligo. Rebecca, com'è andato questo giubileo e quale segno di speranza ti porti a casa?
Allora, devo dire che è andato davvero bene, anche come gruppo di educatori, di giovani della nostra parrocchia abbiamo davvero avuto modo di rinforzare i nostri legami e mi porto a casa una frase che ci ha lasciato ieri sera Papa Leone riguardo alla pace e al fatto che è proprio l'amicizia e quindi anche la capacità di stare assieme tra di noi e costruire davvero legami significativi, la strada per arrivare a una pace disarmante, come dicevi, no? Disarmante e disarmante, come ci diceva invece durante la messa, che alla fine, al termine della messa di accoglienza, diciamo. E quindi anche con l'augurio di continuare a camminare insieme agli altri giovani della parrocchia e ad ampliare anche il nostro gruppo, che è davvero già bello e grande, ma che può diventare sempre meglio, possiamo sempre migliorare e anche essere a dare un servizio verso gli altri, verso i più piccoli di noi. Siamo qui con Giovanni, sedicenne della parrocchia di Pieve di Soligo. Giovanni, come hai vissuto questo giubileo e quale segno di speranza ti rimarrà? Allora, ciao a tutti, io sono Giovanni e non nego che non avevo nessuna aspettativa su questo giubileo, però poi sono venuto qui con i miei amici del mio gruppo di Pieve e penso che si possa sentire che non ho più la voce, perché in tutti questi giorni proprio mi sono stato trascinato da una gioia, da un entusiasmo che permeava tutte le persone che io incontravo di tutti gli stati del mondo, che nemmeno mi aspettavo che potessi incontrare, diciamo, a Roma. E insomma c'è stata proprio questa condivisione di gioia, di felicità, di cantare e di pienezza. Davvero io ho percepito proprio tutto l'amore del mondo e quindi per me è stato, insomma, un'esperienza davvero toccante in alcuni momenti, ma in generale proprio rigenerante per la mia persona. Siamo con Marta dalla parrocchia di Colfrancui. Vogliamo chiederti, Marta, molto semplicemente, la domanda più facile di tutte, un messaggio, una parola da Papa Leone che ti porti a casa dopo questi 3 giorni di giubileo. Allora, sicuramente dopo questi 3 giorni di giubileo una parola, un messaggio che mi porto nel cuore è un messaggio di pace e di amicizia che ha diffuso Papa Leone in questo giubileo, e penso che sia proprio un messaggio di speranza vedere così tanti giovani assieme da tante parti del mondo riuniti in un momento storico così difficile. Quindi ecco, spero che ognuno porti questo messaggio di amicizia e di pace poi nelle proprie parrocchie e lo diffonda il più possibile. La parola che mi porto dentro è speranza. Questo è stato il giubileo della speranza e sento in qualche modo di averla fatta particolarmente mia. E mi piacerebbe applicare nella mia quotidianità una vita orientata alla speranza per non accontentarmi e fare grandi cose, e spero insomma di riuscire a trasmettere questo messaggio anche a chi mi circonda. Grazie Marta. Adesso siamo con Veronica dalla parrocchia di Vazzola e ti chiediamo, dopo questa veglia, questa nottata e questa messa insieme con 1 milione di persone riunite a Tor Vergata, più tutte quelle che ci hanno seguito anche tramite i mezzi digitali, volevo chiederti come ti ha fatto sentire il pregare, lo stare insieme a tutti questi fedeli, questi giovani come noi? È stato un qualcosa di incredibile, perché non avevo mai vissuto un'esperienza del genere. Vedere così tanti ragazzi della mia età, più giovani, più vecchi, radunati in un posto così grande, da questa passione per un qualcosa di così grande come Dio, e vedere che a volte andiamo anche oltre i pregiudizi è stata la cosa più bella. Vedere il Papa da vicino quando è passato mi ha fatto commuovere tanto, e vedere questa gioia negli occhi delle persone è stato un qualcosa di unico. Spero vivamente di fare altre esperienze così, perché è qualcosa che rimane indelebile nel cuore, secondo me, di ognuno, in un modo o nell'altro, e noi possiamo fare tante cose così, e siamo la forza del futuro di questo mondo, insomma, se facciamo tutti la nostra parte. Dalla mia auto un saluto a tutti, sono di ritorno da Roma insieme con Don Paolo dal Giubileo dei Giovani. Un breve riscontro su questi giorni molto belli, almeno del riscontro avuto dai giovani che hanno partecipato, belle le esperienze universali che abbiamo vissuto, belle le esperienze diocesane, belle anche quelle che i piccoli gruppi hanno potuto vivere di prossimità, di spiritualità, esperienze che speriamo possano gettare nel cuore di chi ha partecipato un piccolo seme che poi possa crescere a casa, accompagnati anche dalle parole
di Papa Leone che abbiamo ascoltato ieri sera durante la veglia e questa mattina, parole che hanno invitato a vivere intensamente le scelte. Approfitto anche in questo ultimo riscontro che do di un ringraziamento al servizio fatto dalla Tenda TV, in primis da Beatrice, Valentina e Sara e da Federico, che hanno curato la rubrica molto seguita e apprezzata di questi giorni. Un saluto carissimo a tutti, ciao! E allora, cari telespettatori, adesso che ci siamo riuniti tutti noi diocesani, ci teniamo a ringraziarvi per averci seguito, per aver partecipato anche da lontano a questa esperienza che è stata in qualche modo segnata dalle parole di speranza, di pace e di amicizia che resteranno nella mente e nei cuori di chi ha partecipato al Giubileo dei Giovani. Allora ringraziamo per averci seguito, Sara e Valentina si uniscono ai grazie. Allora io volevo ringraziare tutti quelli che hanno appunto pregato con noi, è sempre più bello pregare stando insieme, un grazie a chi ha condiviso una preghiera, un abbraccio, un sorriso, un canto notturno, perché no? Quindi la compagnia e l'essere stati insieme per vivere insieme la gioia della fede. Ringraziamo inoltre per le numerose iniziative e momenti di condivisione insieme ai giovani di tutto il mondo e l'equipe dei nostri sacerdoti per aver preparato e curato i momenti tra noi giovani vittoriesi. E allora grazie alla Tenda TV, all'Azione e alla Pastorale Giovanile Diocesana di Vittorio Veneto che hanno voluto questi contributi di racconto e li hanno trasmessi quotidianamente. Ciao Tenda TV!